Pronti? Oggi firmiamo l'accordo operativo, quindi diamo attuazione alla delibera SCIPE con cui sono stati assegnati 50 milioni al Porto Vecchio. Abbiamo indicato quali sono gli interventi da fare, dal polo museale al trasferimento dell'ICGEB, alla Gru Ursus, a tutte le opere di infrastrutturazione che possiamo ovviamente realizzare con i 50 milioni, e poi abbiamo indicato anche i tempi. Entro cioè il 2019 devono essere presentati i progetti da parte dei soggetti che di volta in volta vengono indicati come gli attuatori dell'intervento. Presidente, una giornata storica anche perché oltre alla tempistica sono individuati i partner di questa operazione, partner istituzionali, e c'è un grande lavoro fatto sinergico con tutte le istituzioni. È stato un lavoro molto complesso, ci ha portato via diversi mesi, però devo dire che come tempistica ancora una volta abbiamo confermato una certa velocità per quanto riguarda Porto Vecchio. Quindi questo accordo attuativo interviene nel momento giusto, inizieremo già il Comune con le opere di infrastrutturazione di una parte degli interventi, noi con gli interventi che indicheremo anche alle stazioni appaltanti, e poi siamo la cassa e quindi daremo appunto i soldi man mano che i lavori vengono fatti. Quindi c'è anche un monitoraggio serio e importante del Ministero dei Beni Culturali, e dall'altra parte c'è un lavoro di squadra che va avanti ormai da tempo e che ci permette oggi, a distanza di poco tempo, di poter spendere questi soldi. Presidente, oltre al fattore culturale del nuovo museo c'è anche un fattore, chiamiamolo turistico. Infatti il nuovo Ursus si presenterà come nelle intenzioni, come una specie di torre Eiffel con un ascensore, ecco, un elemento suggestivo che darà qualcosa in più all'attrazione turistica della città. Sì, vorremmo che diventi un po' il simbolo della città di Trieste. Non a caso sarà installato in quel luogo, non a caso sarà vicino al polo museale e sarà fruibile da tante persone che hanno interesse e anche curiosità, perché non ci dimentichiamo che stiamo parlando di una infrastruttura importante che, così com'è, è ormai unica in Europa, e che, rimessa a nuovo, ristrutturata e anche con qualche idea in più, lei parlava dell'ascensore, appunto la direzione è quella, ci permetterà davvero di farla diventare un punto di riferimento e un simbolo per la città. L'ICGB, a proposito di scienza, l'ICGB starà proprio in Porto Vecchio, in preparazione anche di ESOF, ma definitivamente. Sì, quella è una scelta definitiva che viene da lontano. Ovviamente l'idea è quella di rendere il Porto Vecchio multifunzionale, quindi ci saranno aree di ricerca, ci saranno delle aree destinate al turismo, delle aree per i servizi, ma ci saranno anche evidentemente delle aree, penso anch'io, residenziali tra un po' di tempo, il che significa che dovremmo infrastrutturare tutta l'area. Partiamo dall'ICGB, che era una richiesta di spazi che veniva da lontano, abbiamo già i primi fondi, ovviamente siamo pronti a realizzare l'intero progetto. Non ci dimentichiamo che anche l'immaginario scientifico sta chiedendo degli spazi e probabilmente li troverà proprio accanto all'ICGB.